Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi, prima di iniziare, avete visto la mascherina che parleremo dei prezzi, della magia, dei costi che si possono intraprendere. Vi chiedo, prima di fare questo, iniziare questo bel racconto, di fare un bel click se non l'avete già fatto nel canale di Ildegada per iscrivervi e anche un bel super like dei vostri che sono sempre molto preziosi e anche di iscrivervi al canale del vostro Marietto Veneziano e fare un bel like perché ci teniamo molto che voi fate bel like perché ci tirano su di morale. Bene, vediamo un po' il tema, che è poi quello che insomma suona un po' così, suona un po' così nelle corde di molti, cioè quando telefonano a un operatore di occultismo o esoterico e chiedono una consulenza e una valutazione su un possibile lavoro. Cioè voi dovete anche mettervi in testa una cosa, cioè ogni lavoro è diverso da persona a persona, da caso a caso e anche la matrice da chi è stato spedito questo lavoro. Magari, cioè, facciamo un discorso molto chiaro. Ci sono molti che mi contattano per lavori di amore, di sentimenti, molti che mi contattano per lavori invece di fatture, nel senso che magari sono stati attaccati da quando erano in gioventù e quindi hanno delle problematiche serie perché il lavoro è stato incastrato nell'eterico da tanti anni e magari dopo magari 10 anni vedono i risultati di quello che l'operatore aveva fatto, perché voi sapete che ci sono delle tempistiche che dipendono sia dal karma sia dalla potenza di chi ha scaricato nell'eterico queste fatture e quindi di conseguenza anche il lavoro per andare a ripulire e a sanare queste cose sono differenti e hanno anche dei lavori differenti. Cioè non esiste un caso uguale all'altro e poi bisogna capire anche una cosa, ci sono persone che vanno da operatori per problemi fisici, questi problemi fisici di malattia, che sono stati generati non tanto dalla malattia in sé, ma da fatture che sono state create, scusate, in passato. Magari, non so, uno ha litigato con la ex moglie anni prima, la ex moglie è andata da un operatore bravo, questo operatore, cioè bravo per la moglie intendo dire chiaramente, bravo per la moglie, questo operatore ha fatto il suo lavoro e anni dopo l'ex marito, cioè quello che va da un altro operatore per cercare di capire da dove arrivano tutti questi problemi, gli spiega che praticamente il- tutti i suoi problemi fisici derivano da un fatto che lui ha sbagliato con la moglie e di conseguenza la ex moglie si è difesa in un determinato modo. Quindi di conseguenza bisogna operare, ma questa operazione voi non è che dovete pensare che in un mese avvenga. È vero che sui social se ne sente tutti i colori di promesse, di maghi e maghetti che magari fanno i corsi per corrispondenza coi punti mondo e che dicono che praticamente in una settimana, in 20 giorni, loro riescono a muovere le montagne, dividere le montagne o i mari, no? Come Mosè. Però nella realtà ogni lavoro ha una sua tempistica. Io vi ho sempre detto che per un buon lavoro ci vogliono minimo 9 mesi, cioè 9 lunazioni. Questo perché? Perché chiaramente, come nella natura umana, 9 mesi una persona nel grembo si forma e praticamente può nascere, anche nella magia esoterica, nell'alta magia operativa, dopo 9 mesi sicuramente il lavoro è fatto bene. Quindi è inutile illudersi che se anche un bravo operatore fa oggi una sua operazione di alta magia, no? Dopo un mese nell'eterico si sviluppi tutto. Può succedere, ma sono casi sicuramente miracolosi in un certo senso e fortunati. Ma se no, nella media dovete aspettare almeno 9 mesi. E poi dovete anche pensare che dovete anche trovare un bravo operatore, perché in giro ci sono tanti pifferai magici. Poi nella pillola in cui spiegavo invocazione e vocazione dovete sempre stare attenti a non fare invocazioni. Se voi andate da un operatore di quelli che hanno fatto
le istruzioni tramite punti per corrispondenza, punti mondo che esistevano nei supermercati una volta, dovete sempre stare attenti che non vi faccia fare delle invocazioni, perché se no va a finire che più che aiutarvi vi sta mettendo addosso un peso. E quindi anche lì dovete sempre avere un occhio aperto, zifulino come il vostro marietto. Vi dico questo perché alcune volte mi contattano persone sia con WhatsApp o sui social, su Facebook, in PVT, al telefono, che praticamente ne hanno visti di tutti i colori, magari volevano spendere anche poco e si sono ritrovati con il cappio, se prima stavano male, dopo dopo andare a lavorare su queste situazioni, cari miei amici, non è facile. Non è facile perché è come un puzzle mischiato ancora, cioè un puzzle immenso dove non si riesce a capire chi ha iniziato cosa e cosa vuol finire. Quindi, cari miei, attenzione sempre a mettervi nelle mani di un bravo operatore. Noi conosciamo la nostra Hildegarda, che professionalmente è una delle più quotate in Italia, conoscete il vostro marietto veneziano, quindi sapete un po' la pasta. Ci sono tantissimi altri operatori bravissimi in Italia, di prima classe, proprio dei personaggi veramente illustri che sono anche conosciuti sul tubo, e quindi su quelli si va a mano sicura. Ma quando incontrate gente che per pochi spiccioli vi promette mari e monti, dovete sempre stare attenti, perché chi studia la alta magia operativa sa che ci sono dei costi altissimi sia di materiale che di tempo, di conoscenze, e quindi sa benissimo che non si può lavorare come i cinesi, senza togliere niente ai cinesi sulla loro manodopera in Cina, però dovete capire che ci sono dei costi proprio materiali che esistono, e quindi è impossibile che un'operazione di alta magia possa essere fatta con pochi euro, proprio perché non ci sta dentro l'operatore di alta magia, e quindi è chiaro che tutto prende una piega col vento contrario. Quindi voi, quando dovete andare a cercare un bravo operatore, dovete cercare un operatore che non vi faccia iniziare la salita, ma che vi faccia il vostro lavoro in discesa, cioè vi faccia trovare una discesa, e quindi un modo più facile. Ed è chiaro che questa cosa ha dei costi, ve lo ripeto, ha dei costi. Quindi, detto questo, anche perché non dovete contattarmi in PVT di qua e di là pensando che io vi faccia dei lavori gratis. Questo non esiste, non esisterà mai. Posso darvi, come ho sempre fatto, i circuiti radionici, perché mi è stato dato da piccolino questo lavoro da fare per l'Italia, ma quando si parla di alta magia operativa o di prendermi delle responsabilità per altre persone, tutti hanno un prezzo e anch'io non lavoro gratis. Quindi questo deve essere chiaro, e deve essere chiaro che chi si rivolge a me deve sapere perfettamente che ci sono delle cose serie, ci sono delle cose serie che non si possono scavalcare, cioè bisogna farle, e una di queste cose serie è il tempo. Ci vuole tempo per ogni operazione magica, e ogni operazione magica ha delle difficoltà. Questo è importante che lo capiate, cari amici, perché se no si trova gente che mi contatta e mi chiede di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra, soprattutto ad esempio, di salute. Cioè, voi vi dovete mettere in mente che l'operatore occultista medio, ma anche di alta magia, non è che può guarire le persone, ma può, con le sue conoscenze esoteriche, mettere in condizione il corpo eterico di trovare la soluzione per quella patologia, sempre se non entra nel karma. Quindi è inutile che mi contattate per cercare una soluzione per il vostro mal di pancia, perché l'operatore, cioè in questo caso il sottoscritto, vi può dare o vi può aiutare in un determinato modo, ma non a guarire, ma a trovare magari nel settore eterico la spinta giusta per poi trovare la soluzione al vostro problema. Questo deve essere chiaro, e poi ci vuole tempo. Voi non dovete pensare che si dice pifete e paffete, no? Perché lo vedete sui social, e poi dopo 3 giorni il mal di pancia vi è sparito, se magari è un problema karmico o un problema di una fattura, capite? Questo è molto molto importante. E poi ricordatevi che molte persone
non è che sono tutti stinchi di santi, eh. Quindi molte persone che vi hanno attaccati, e io parlo sempre se una persona è stata attaccata, chiaramente se è stata attaccata anche a livello fisico, sicuramente è andato da un operatore che ha fatto un lavoro serio, e quindi non è che dovete pensare che con 4 paroline o 4 candeline la cosa si rimette a posto. Questo è importante, perché sento ogni giorno gente che mi telefona pensando che io lavori gratis, o gente che mi contatta pensando che io ho tempo da perdere, ma voi lo sapete benissimo che il vostro Marietto non è di quella pasta lì e non ha tempo da perdere. Ok, cari amici, vi ringrazio anche oggi di avermi ascoltato questa micropillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di venirmi a trovare sul canale YouTube o sui gruppi Facebook di Hildegarda e del Marietto Veneziano, e di iscrivervi anche al canale di Hildegarda, eventualmente anche sugli altri social tipo Telegram. Grazie, ciao e alla prossima.